Ebbene sì ragazzi, è proprio così. Carolina cambia di nuovo casa, vero? Sì. Carolina cambia casa, voglio perché Carolina non si trova, Carolina vuole trovare un palazzo, Carolina vuole trovare calore. Carolina, infatti calore che fa cavolo in realtà, no? Carolina può pariare, quindi per pariare con le sue commarelle nel palazzo deve avere un palazzo ovviamente, qua non c'è il palazzo. Carolina, no Carolina, noi, diciamo la mia famiglia, noi siamo venuti ad abitare qua, però quando siamo venuti qua non abbiamo visto che la casa era un po' umida, nel senso che non è che si aveva l'umidità in Bacimur perché non si pareva, però dato che qua stiamo sperduti proprio, aspetta se non capo a qualcuno, dato che stiamo un po' sperduti, stiamo vicino a terra, c'è molta umidità, c'è molto freddo, cioè in da casa si congela. Se mi rinde ste poco giubbine e forma anche fuori, però fuori tipo mi potesse l'uovo perché fa camera fuori, invece rinde faceva fritta. E quindi pure in inverno comunque ci stiamo un sacco di consumo, riusciamo a pompare un gas perché ha stufa oppure termosifone oppure cose del genere e niente, quindi non era proprio coso, non era proprio coso. Poi comunque è distante dal centro, quindi ogni volta devi pigliare la macchina per un pacchetto di sigarette. Sì, anche per un pacchetto di sigarette dovevi prendere la macchina perché dovevi proprio andare lontano, abbastanza lontano. Per la spesa la stessa cosa, quindi diciamo non era proprio cosa. Non perché era se tipo cosa, una ragazza, tipo la sorella oppure la mamma voleva scendere, voleva uscire a prendere un po' d'aria, non si poteva fare. Devo fare una cosa. Per dare un buon esempio ci mettiamo la cintura, perché nell'altro video ce l'hanno detto ed è giusto così, bisogna mettersi la cintura oggi perché se no bisogna mettere magari la cintura, che ci hanno bussato in capo, oggi ci hanno bussato in capo. Guarda, se mettere la cintura Così. lei mi la cintura. Comunque niente, nell'altro video ce l'hanno detto, quindi è meglio mettere la cintura sia per non fare figure in merda, sia per dare un buon esempio e poi per sicurezza. Niente, ora stiamo andando alla nuova casa, alla casa che diciamo ci siamo già fittati e quindi in questi giorni si sta bucando la cosa, dobbiamo cominciare a fare lo sfratto. Ci siamo fermati per sistemare le camere, ma comunque voglio, ci vediamo Alla casa nuova. alla casa nuova, Vi faremo vedere tutta la casa nuova faremo vedere la nuova casa fino a e niente, voglio a dopo. Ecco qui ragazzi, siamo appena arrivati nella nuova casa Migliaccio. Niente ragazzi, stiamo scendendo. Questa è la casa all'esterno, da sistemare ovviamente, perché ora si sono apparato sull'e-book. Quindi saliamo, già c'è gente dentro, c'è mio zio, c'è mia zia, c'è gente, c'è tutta la famiglia. Lui è pittore, che sta pitturando. Allora, questa è la cucina. Cos'è questa? Sapina. No, la cucina. Questa è... Tu hai una sigaretta? Sì, ma no, vabbè. Allora, questa è la zia Patrizia. Allora, questa dovrebbe essere la mia stanza. Questa è la mia. Poi? Questo è un corridoio. Questo è il cesso. Questo è il cesso. E questa è la stanzetta di mamma. Questa è la stanzetta di mamma. Ah, sembra la nicchia, ci capite? Non ci capite. Come la vedi, Aitano? Quasi una chiave. Una chiave. Ma tu che stai facendo la stamattina qua? Tu stai qui, sto paziente. Ah, ci capito. Niente ragazzi, questa è la casa. Cotta ecco questi di pittura. Questo è un ripostiglio. È lo sgabuzzino diciamo. Eccolo qua. Lo sgabuzzino. Pina, chi è questa? Io sto mantenendo un adesivo perché si sta staccando la cilura. Ah, sta staccando un muro, No, sta staccando il cervello. Abbiamo trovato già questa cosa qua che non so cosa ne facciamo. Lei sta affittando. Vedrete Carolina quindi appiccicarsi da sopra questo balcone. Già immaginate Carolina dal balcone e qualcuno giù. Oppure qualcuno sopra. Però comunque come potete vedere il palazzo è bello ampio. Quindi Carolina potrà litigare con tante persone.
potranno succedere tante cose e questa è la cosa, vai giù, questa è la cosa, c'è la finestrella qua, poi il balcone è bello ampio, questo è il balcone che spunta diciamo nella mia stanzetta e poi c'è un'altra finestra che questa è la finestra del cesso e se il sole non si vede un cazzo. Comunque Rossa, cosa ne pensi? Io sono bionda. Bionda, cosa ne pensi? Penso che si dovrà... Non pensa. No, si dovrà... Comunque si deve ancora sistemare e lavorare è molto. tutto. E qualcuno mi sta guardando, però io per che mi guarda. Dimmi! Se mi devo una sigaretta io me lo fumo. Allora, Sara, dagli una sigaretta a zio Aitano. Che se la fumare. Che lui se la te la fumi Aitano? Scusi, che faccio? Se la Ma fuma. vuoi che di caffè, vieni. Ma, tu volevo portare però si è rotta la macchina. Ecco la sigaretta per te. Grazie. Piglione. No, picchia. Ora ma che stai? Sembra che non lo... Questo è buono, questo è buono. Questo è buono, questo. Ehi, questa è la cosa, io vi lascio. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, lasciate un like e niente, questo è tutto. Ciao!